La cicogna è pronta a spiccare il volo, ma con l'aiutino e fra le polemiche. Dopo che la Corte Costituzionale aveva tolto il divieto, gli ospedali pubblici e le strutture private del Veneto si preparano a effettuare la fecondazione eterologa, con una stima di 500 casi all'anno. La Conferenza delle Regioni ha infatti approvato all'unanimità le linee guida, frutto dell'intesa raggiunta in Commissione Salute. L'accordo prevede che l'intervento sia gratuito o con ticket per le donne fino a 43 anni d'età, che sia possibile tracciare il donatore di ovuli o spermatozoi per motivi di salute del nato e che per quanto possibile venga mantenuto lo stesso fenotipo della coppia in relazione al colore della pelle e dei capelli e anche rispetto al gruppo sanguigno del bambino. Abbiamo dato una grande risposta a tutte quelle coppie, a quei cittadini e quelle cittadine che vogliono un figlio e non riescono ad averlo. Ma proprio nella sua Treviso è scontro. Allineandosi alla posizione del quotidiano dei vescovi Avvenire, il settimanale diocesano La Vita del Popolo parla di una rischiosa fuga in avanti delle regioni e stigmatizza uno strappo che trova anche l'appoggio del presidente del Veneto Luca Zaia. Glielo dico da cattolico, io da Veneto ho portato la fecondazione assistita fino ai 50 anni e non vedo nulla di contrario alla vita pensare di diffondere e di rendere legale la fecondazione eterologa. Abbiamo la soddisfazione di aver raggiunto l'obiettivo, evitando che i cittadini vadano all'estero per ottenere la fecondazione eterologa e inserendola nei livelli essenziali di assistenza, esulta l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, ma il trevigiano Maurizio Sacconi, capogruppo al Senato del nuovo centrodestra, rilancia la necessità di una legge nazionale. Se ne parli in Parlamento, dice, nel luogo dei rappresentanti del popolo e non soltanto nei recinti delle élite giudiziarie.